In che San Giuseppe lavoratore che porto manca un fiore. Beh, i fiori non glieli ho portati io, però diciamo che a San Giuseppe dovremmo portare i fiori del nostro lavoro, perché protegga sempre i lavoratori, e fra i lavoratori stavolta voglio mettere in evidenza i produttori agricoli, come questo nostro amico apicoltore, e quindi quelli che lavora in campagna, che fa il mele, il vino, il formaggio, tanti bei robe, e quei che si dedicano a vendere, a far conoscere i robe che fanno gente di altri paesi, il commercio solidale che valorizza e rispetta e riconosce il lavoro delle persone, e per insomma gli artigiani, gli ambulanti, ripeto questo senza dimenticare tutti gli altri, tutti i lavori, qualunque professione, qualunque lavoro sappiamo è dignitoso, e come ci ricorda la nostra Costituzione, l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. San Giuseppe mette sempre una mano sul cuore a quel che lavora, insieme al bambino che le porta in braccio. Auguri a tutti i lavoratori e a tutte le lavoratrici. Ciao ciao.